Allora, io ho il piacere di presentarvi e di avviare il racconto di Susanna Maggioni. Beh, dico solo due cose. Susanna è ciclista felice, io comincerei così, nel senso che vi invito a seguirla sui social, in particolare sulla sua pagina Facebook, e così capirete cosa intendo dire che Susanna è una ciclista che felice, fa venire voglia di pedalare, ma in realtà è qui perché è presidente di FIAB Treviso e da poco vicepresidente di FIAB Italia. È esperta di ciclabilità italiana ed europea, partecipa da anni no, alle relazioni, ai lavori non solo di FIAB Italia ma della federazione delle associazioni ambientali ciclistiche europee, e quindi oggi ci racconterà appunto cosa lei, loro e tutti noi come membri delle associazioni ciclistiche stiamo facendo in Europa per migliorare e portare avanti politiche di ciclabilità. Lascio la parola a lei e casomai poi dopo facciamo alcuni appunti o domande. Sì, grazie Stefano. Salve a tutti. Io non sono brava come quelli che mi hanno preceduto, non ho studiato così bene le cose a memoria, quindi avrò bisogno di consultare i miei appunti. E ho portato alcune mappe di Eurovelo che so che vanno sempre a ruba, ne ho lasciate un po' all'ingresso, poi ne ho anche qualcun'altra e amerei non dovermele riportare a casa. E per cambiare... grazie. Ok. Allora, inizierei parlando un pochino di FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, perché malgrado esistiamo da più di 30 anni, è un fatto che non molte persone conoscono FIAB e soprattutto sanno bene che cosa faccia FIAB. E quindi mi sembrava giusto raccontare un po' appunto quello che facciamo. Siamo chiaramente un'associazione di volontari e lavoriamo per la ciclabilità a tutto tondo, sia per quanto riguarda il cicloturismo che per la mobilità quotidiana. E lo facciamo organizzando moltissime iniziative sul territorio, abbiamo moltissime associazioni in tutta Italia e cercando di lavorare con le amministrazioni per sfinimento cercando di portare a casa dei risultati e approcciandoci nel modo più possibile propositivo. Come dicevo appunto abbiamo tantissime sedi in tutta Italia e siamo dal 2011 membri della ECF, che è l'associazione che riunisce le FIAB, diciamo così, europee. E tra l'altro qui abbiamo oggi in visita un rappresentante della nostra consorella Julienne, che viene da Ginevra, e della nostra consorella svizzera. E poi magari vi racconterò anche come ci siamo conosciuti io e Julien, perché comunque fa parte della mia presentazione. Quindi tutto quello che fa FIAB in Italia viene, diciamo così, fatto anche a livello europeo dalla nostra federazione ombrello. Comunque, per finire questa veloce carrellata su quello che facciamo noi in Italia, appunto, come dicevo, cerchiamo di lavorare con le istituzioni e abbiamo una serie di progetti, tra cui appunto la possibilità di affiliarsi per le strutture ricettive che garantiscono una serie di servizi per i cicloturisti, tra cui importantissima la colazione rinforzata, e abbiamo una serie di servizi anche per le imprese che vogliono associarsi. Siccome siamo un'associazione possiamo chiaramente avere soci, persone fisiche, però abbiamo, diciamo così, uno spin-off che è CIAB, che è il club delle imprese amiche della bicicletta, a cui appunto possono associarsi quelle aziende che ritengono di voler seguire un percorso di promozione e di favorire la ciclabilità anche con i propri dipendenti.
In questo senso proponiamo anche in Italia un percorso di certificazione che è nato appunto a livello europeo, che può certificare per le aziende, ed è utile per quelle aziende per esempio che fanno il bilancio di sostenibilità, per certificare con dei parametri abbastanza stringenti quanto quell'azienda effettivamente è favorisce la ciclabilità. Poi abbiamo un altro progetto molto importante che è il progetto Comuni Ciclabili. Anche qui facciamo un servizio diciamo così, di auditing dei comuni che aderiscono in base a dei parametri molto, molto precisi, che vanno appunto dalle infrastrutture, le ciclabili, i servizi per i cicloturisti, la promozione della ciclabilità, la comunicazione, la governance, e diamo, diciamo così, una pagella. E questo progetto in particolare è interessante perché i comuni aderenti entrano a far parte di una rete che permette di mettere in comune buone pratiche e anche di accedere a una serie di contenuti formativi, tra cui appunto le questioni, le novità legislative e quant'altro. Per esempio, come possiamo come comune continuare a fare corsie ciclabili tenendo conto delle evoluzioni normative recenti. L'altro progetto importante di FIAB è il sito Bicitalia, che qui abbiamo Antonio della Venezia che è Bicitalia. Il progetto Bicitalia è un progetto, tra l'altro adesso c'è un sito che è in aggiornamento, però che permette di per esempio scaricare i percorsi, avere i file GPX, e diciamo che questo progetto, mi sembra che ne abbiamo parlato l'anno scorso, o forse 2 anni fa, era entrato a far parte diciamo del piano generale della mobilità ciclistica italiano. E dunque, l'altra cosa importante da dire è che siamo centro di coordinamento Eurovelo per l'Italia. Questo cosa vuol dire? Percorsi Eurovelo, come sapete perché ne abbiamo parlato l'anno scorso, sicuramente li conoscete se andate in bicicletta, sono quei percorsi a lunga percorrenza che attraversano tutto il continente europeo. Appunto, come dicevo prima, ho portato un po' di mappe se volete sognare. Attraversano tutto il continente europeo da nord a sud, da est a ovest, e sono figli è un progetto che è figlio di quell'idea di unione dell'Europa e la possibilità appunto di potersi spostare con il mezzo più sostenibile e più bello in assoluto, che è la bicicletta. Sono un po' di parte, non so se si capisce. Cosa vuol dire essere centro di coordinamento Eurovelo? Vuol dire lavorare, ci siamo presi un altro piccolo lavoretto da fare, casomai non ne avessimo già abbastanza, lavorare con le regioni per far sì che i percorsi che non sono completamente sviluppati vengano completati, vengano promossi, vengano tabellati in modo da renderli perfettamente fruibili. Dunque queste sono più o meno le aree in cui lavoriamo. Lavoriamo moltissimo anche con le scuole, per esempio questa domenica ci sarà Bimbi in Bici, non so se avete mai sentito parlare di questa iniziativa, che è una grande festa per i bambini che vogliono andare a scuola in bicicletta, però abbiamo anche un'iniziativa, diciamo, che si può svolgere tutto l'anno, che è Tutti a scuola a piedi in bici. Dunque, appunto, facciamo tantissime attività, tantissime escursioni. Abbiamo un sito Andiamo in Bici che elenca tutte le attività a livello escursionistico, per cui chi è socio FIAB può partecipare a qualsiasi gita, qualsiasi viaggio, qualsiasi escursione in tutta Italia, e quindi facciamo tantissima strada in bicicletta. Per tornare al discorso Eurovelo, queste sono le
le ciclovie Eurovelo che toccano l'Italia. E un altro progetto in cui siamo coinvolti attualmente è quello di ampliare ulteriormente questa rete, cercando di far sì che la ciclovia adriatica diventi un nuovo percorso Eurovelo, lavorando con le regioni per far appunto completare i tratti che non sono attualmente abbastanza sicuri per chi si sposta in bicicletta, e lavorando anche con le altre nazioni europee, perché chiaramente un percorso Eurovelo deve toccare diversi paesi. Allora, volevo parlare appunto di Velocity, che è dove ho conosciuto, dove io e Julien ci siamo conosciuti, perché è una grandissima conferenza che si svolge ogni anno. La European Cyclist Federation organizza 2 conferenze all'anno. Una è attinente al cicloturismo, è la Eurovelo and Cycling Tourism Conference, e una appunto è più attinente alla ciclabilità urbana. E volevo appunto portare l'attenzione su Velocity intanto perché è bellissimo, interessantissimo, e poi perché l'anno prossimo FIAB sarà direttore del programma dell'edizione di Velocity 2026 che si svolgerà a Rimini. C'è credo un filmato, ma non so bene come fare a farlo partire. C'è quello lì? Lì? No. Vabbè. Sì, si dovrebbe partire, dovrebbe esserci un link. Vabbè, se riusciamo, se no. Ecco, però non si vede. Proviamo, abbiate un attimo di pazienza. Day 1 of Velocity in Kuipen and Ghent. A lot of action and impressions. Let's have a look. A very warm welcome, ladies and gentlemen. Welcome here in het Kuipje. It is new. Day 1 of Velocity in Kuipen and Ghent. A lot of action and impressions. Let's have a look. A very warm welcome, ladies and gentlemen. Welcome here in het Kuipje, this new edition of the Velocity Conference. How did you enjoy your first day here at Velocity? Rainy, but so good. Why are you coming to Velocity? Here's a great place to meet like-minded people. Velocity is the epicenter of the cycling community. Oh yeah, it's very inspiring day. This is my 3rd time. My first one was Ljubljana and last year in Leipzig and now here in Ghent. I met a lot of people all over the world. It was fantastic. Like really good connections, really easy to just go up to somebody, find out what they're doing, find out kind of what they're excited about, learned a lot. And steal the ideas around the world. That's the point. Just before we started this meeting, we were up to 1,650 registrations, which make this the biggest Velocity ever. It's also, look around you, it's the most diverse. And welcome to all of you, fellow citizens. Hallo, mein Name ist Daniela Rüdel und ich komme von der Stadt Aachen aus Deutschland. Je m'appelle Laurent Guénoc et je viens de France.
Volám sa Andrej Jachim a som zo Slovenska. Sunt Laura Melencu de la Consiliul Județean Timiș din România. And I'm from Miami. Willkommen zu VeloCity. Welkom bij VeloCity. Joukoso VeloCity. VeloCity is so much more than just a conference. So this is the end of day one of VeloCity. A lot of happy people who saw exciting things. Let's get started for day two. Grazie, applauso. Questo è un assaggio di quello che è una conferenza VeloCity. E noi saremo quest'anno alla VeloCity di quest'anno in Polonia, che sarà a Danzica, e vi invito veramente tutti a organizzarvi e partecipare a quella di Rimini del 2026. Io ho alcuni appunti, non so come sono messa coi tempi. Ci siamo? Ho alcuni appunti su alcune momenti salienti di questa conferenza, per me personalmente. In particolare il discorso di apertura di Jeannette Sadiq-Khan, che era la Transport Commissioner di New York, che ha, come sapete, realizzato una serie di interventi abbastanza interessanti e importanti. E una delle cose che ha detto nel suo intervento, che mi è piaciuto tantissimo, è stato: quando cambi la strada, cambi il mondo. Ecco. E un altro punto importante di questa conferenza è stato il fatto che la città di Bologna è stata premiata. Scusate, questa andiamo avanti. La città di Bologna è stata premiata per la sicurezza stradale, perché è la motivazione del premio è stata la prima grande città italiana a imporre un nuovo limite di velocità di 30 km/h sulla maggior parte delle strade in nome della sicurezza e della vivibilità, contribuendo, adesso non sto a citare tutti i dati di Bologna che sappiamo, penso quasi tutti, però la cosa interessante è stato che la motivazione del premio si è conclusa con questa espressione. Bologna ha avuto la capacità di implementare la sua iniziativa in un contesto politico particolarmente difficile per tali cambiamenti, e questo lo trovo un punto significativo. Abbiamo avuto poi la partecipazione dell'assessora di Rimini, appunto perché per anticipare la conferenza del 2026. Questo è un pochino uno spaccato dei partecipanti alla conferenza VeloCity. Come vedete c'è una stragrande maggioranza di partecipanti del settore pubblico, delle autorità, delle amministrazioni. La cosa anche interessante, ed è uno dei punti che volevo anche toccare nella mia presentazione, è il fatto che, come si è visto anche dal video, ci sono molti partecipanti da fuori Europa. Per esempio, io personalmente ho conosciuto i direttori di alcune, diciamo così, tra virgolette, FIAB degli Stati Uniti, che sono venuti, allora, a differenza dell'Europa, il quadro, diciamo così, delle associazioni che si occupano di ciclabilità, di mobilità sostenibile al di fuori dell'Europa è molto più frammentato, e quindi loro sono venuti proprio per vedere come facciamo in Europa a fare attivismo, per imparare a fare attivismo, e questo credo che sia un aspetto interessante da rimarcare, il fatto che molti paesi al di fuori dell'Europa guardano all'Europa appunto come esempio di cosa vuol dire fare ciclabilità e cosa vuol dire per la società civile lavorare per implementare determinate cose all'interno quando si parla di mobilità sostenibile.
E anticipazione, in questo periodo si sta dibattendo a livello di European Cyclist Federation la possibilità addirittura di cambiare il nome della European Cyclist Federation per riflettere questo interesse e questa diciamo, capacità di lavorare. Anche adesso si chiama European Cyclist Federation, però in realtà diverse associazioni membri non fanno parte della comunità europea, fanno parte magari dell'Europa in senso di continente. E ci sono anche, appunto, c'è molto interesse al di fuori dell'Europa e quindi si sta addirittura pensando di cambiare l'acronimo e il nome e diventare International Cyclist Federation, e questa credo che sia una cosa interessante. Per quanto riguarda quello che si muove in Europa, io sono un po', ecco, questa era Jeannette Sadikan, questa è la Simona Larghetti che è intervenuta per ricevere appunto il premio, e questa è stata la Bike Parade con circa 3.000 partecipanti. Questo, per darvi un'idea, era il parcheggio delle bici. E qui mi è piaciuto mettere questa bici perché questo ragazzo qua è uno dei miei eroi, non so se lo conoscete, è Coach Balto, che è un ragazzo di Portland, Oregon, insegnante di educazione fisica, che ha visto dei video su internet del Bicibus di Barcellona e ha detto figata, lo voglio fare anch'io. Se non che, essendo americano, ha voluto fare le cose in grande e quindi adesso è diventato una potenza mondiale nei Bicibus, è riuscito a far partecipare al suo Bicibus anche Justin Timberlake, e ha non so quanti bambini, e per me, devo dire, personalmente è stato emozionante poterlo conoscere e poterlo abbracciare e dirgli bravo di persona. Ecco, e questo appunto per dire l'importanza che ha appunto l'Europa quando si parla di politiche per la ciclabilità. Qua vabbè, ci sono alcune cose che riguardano invece il nostro intervento al Velocity di quest'anno. Abbiamo tantissimi interventi quest'anno e questi sono alcuni dei titoli dei nostri interventi, in cui partecipiamo con varie altre associazioni europee. Io concluderei dicendo due cose appunto sulla questione di quello che si muove in Europa e sullo scollamento tra la realtà di quello che si muove in Europa e di quello che invece si muove in Italia. Per esempio la direttiva Case Green, no? Che richiede che i paesi si adeguino prevedendo i parcheggi per le biciclette all'interno degli edifici, perché appunto è provato che questo favorisce l'utilizzo della bicicletta. Se io la bicicletta non so dove metterla, chiaramente sono più restio a usarla. La dichiarazione europea della bicicletta, che è stata una pietra miliare per quanto riguarda appunto il riconoscimento dell'umile bicicletta come strumento importante per la transizione energetica e la decarbonizzazione dei trasporti. L'unico ministro dei trasporti che non l'ha firmata, non facciamo nomi, ecco, questo più o meno. Sicuramente mi sono dimenticata delle cose, però se qualcuno ha delle domande oppure se Stefano ha da fare delle osservazioni. Io volevo aggiungere solo, grazie Susanna, ascoltandoti mi viene da aggiungere una cosa che mi sembra da dire, che per me FIAB ha tre caratteristiche che mi sembrano sempre interessanti: la capillarità, essendo una federazione, no? Ci sono sedi un po' ovunque, ci hai mostrato la mappa d'Italia ma anche la mappa d'Europa. La capillarità, l'attivismo, un attivismo capillare, l'attivismo, l'impegno quotidiano, come dicevi tu prima, anche sbattersi, o anche, non mi ricordo che dicevo prima, no? Sbattersi ogni giorno, anche andando proprio per sfinimento, forse l'hai detto tu, per sfinimento, impegnarsi con le amministrazioni. Capillarità, attivismo
e però anche una dimensione tecnica, un saper fare, una capacità, un saper fare questioni sulla mobilità. Qui in sala c'è anche Antonio, per dire che non è, insomma, tra i tecnici che sanno di cosa si parla quando si parla di circolabilità. Dentro il FIAB ce ne sono tanti, in ogni sede, Bologna, è inutile che parliamo. Insomma, queste mi sembra 3 caratteristiche di questa associazione con le quali insomma, bisogna continuare a lavorare assieme. Se ci sono questioni e domande, altrimenti direi che possiamo proseguire, a meno che chiedo. Sì, anche perché appunto a proposito di tecnici avrei adesso da fare una lezione sul progetto Comuni Ciclabili per il corso dell'Università di Verona per esperto promotore della mobilità ciclabile, e purtroppo le cose si sono accavallate e speravo di riuscire a incastrarle e quindi sto cercando di incastrare. Però se ci sono domande io adesso mi trasferisco un attimo in una saletta, però sono qui che giro e sono felice di parlare con chiunque. Grazie.